Un prefetto non può comportarsi in questo modo. Secondo me un prefetto di questo tipo non è un prefetto che deve rimanere a Padova, per cui Patrizia Impresa deve andarsene da Padova. Il sindaco di Padova chiede le dimissioni del prefetto. L'ira di Massimo Bitonci esplode contro il prefetto di Padova Patrizia Impresa dopo le notizie sul numero crescente di profughi alla caserma Prandina che avrebbe superato le 400 presenze. Bitonci annuncia una mobilitazione durissima di tutta la città contro la tendopoli ampliata proprio nelle scorse ore con nuovi alloggi. Il 2 settembre era previsto che l'ex area militare di Via Orsini venisse smantellata, invece la prefettura avrebbe prorogato l'affido della gestione dei profughi alla cooperativa Eco Officine fino a quando non si troverà una soluzione alternativa. Il comportamento del prefetto, ho sentito anche il Demanio stamattina, è veramente incredibile. Cioè, neppure il Demanio sapeva di questo ampliamento e di questa ulteriore proroga di un mese. Qui siamo alla cancellazione di tutti quelli che sono i diritti di un sindaco e di una popolazione e di un sindaco che è stato eletto dai cittadini. Il prefetto invece è stato mandato e non certamente eletto dai padovani. Ad oggi Padova ospita 595 profughi, la gran parte sono alla Prandina e il resto in case private. Per questo Bitonci ha sottoscritto un documento per il no all'accoglienza. Un no ribadito oggi anche dal governatore del Veneto Luca Zaia durante l'inaugurazione di un nuovo tratto della Valdastico Sud nel Vicentino. Penso che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio ieri, che parla di corridoi umanitari, che parla di centri di prima accoglienza in Nord Africa, non sono altro che quello che noi stiamo dicendo ormai non da mesi, da anni.